Coronavirus, accertamenti eseguiti a Treviso su un bambino di 4 anni rimandato a casa in isolamento domiciliare. L'ULSS ribadisce nessun caso sospetto. Oggi all'ospedale di Treviso gli ultimi riscontri diagnostici per accertare le cause della morte di Emma Vitulli, la bimba di 10 anni di Silea, morta verosimilmente per una rarissima complicanza dell'influenza. Uccise un connazionale che stava ospitando per qualche giorno nella sua casa a Padova, coltellandolo a morte e dando fuoco al corpo, chiesto l'ergastolo per un 36enne indiano. Irregolare la gara per aggiudicarsi la concessione demaniale, la Guardia di Finanza sequestra 25.000 metri quadri di spiaggia a Bibione, 2 funzionari del comune indagati. Autonomia del Veneto, ieri a Roma l'audizione del presidente Zaia alla commissione parlamentare per le questioni regionali, il governo vari subito l'intesa, ha detto. 98 anni, reduce di Dachau, Enrico Vanzini, padovano d'adozione, ha ricordato in questi giorni la sua prigionia per 60 anni, non ha avuto il coraggio di parlare dell'orrore vissuto. Finanzieranno un anno di ricerca alla Città della Speranza di Padova, il risultato dei fondi raccolti grazie ai 2 concerti di Natale di Red Canzian ospitati a Treviso e Venezia. Ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano il coronavirus con gli accertamenti eseguiti a Treviso anche su un bambino di 4 anni rimandato a casa in isolamento domiciliare e l'ULSS ribadisce nessun caso sospetto. Sentiamo. Coronavirus, non viene classificato come sospetto dall'ULSS 2 il caso di un bambino di 4 anni rientrato nella Marca dalla Cina con tosse ma senza febbre. Il piccolo è stato rimandato a casa con la prescrizione dell'isolamento domiciliare per 15 giorni, prassi che viene seguita quando i sintomi sono blandi, altrimenti è previsto il ricovero ospedaliero. Sempre ieri è stata dimessa l'imprenditrice 50enne, rientrata dal paese asiatico con febbre che non ha mai però superato i 38 gradi. Per entrambi, come prevede il protocollo stilato dal Ministero della Salute, si è proceduto all'invio del tampone eseguito sui pazienti all'Istituto Spallanzani di Roma. Di situazione totalmente priva di criticità parla il direttore generale dell'azienda ospedaliera Francesco Benazzi in una nota che ha voluto rilanciare sui social anche il sindaco Mario Conte, invitando a non farsi prendere dalla psicosi. Si renderà necessaria anche nelle settimane a venire in provincia di Treviso, così come in tutto il resto del paese, l'applicazione della misura dell'isolamento domiciliare nei confronti delle persone che rientrano dalla Cina con sintomatologia non importante, specifica Benazzi, ma questo non sottintende nessuna diffusione del contagio. Di certo la preoccupazione derivata dal coronavirus tra la popolazione rimane alta, anche alla luce di provvedimenti drastici mai presi prima, come la sospensione dei voli aerei da e per la Cina decisa nella serata di ieri dal governo di fronte alla conferma dei primi 2 casi in Italia, 2 turisti cinesi alloggiati a Roma. In mattinata il Consiglio dei Ministri si è riunito per la dichiarazione dello stato di emergenza. E tra allarmi ed allarmismi le aziende trevigiane stanno correndo ai ripari, come confermano dalla Camera di Commercio di Treviso, dove il presidente Pozza ci racconta anche l'episodio di un container cinese fermo in zona Sacile. Qui a una zona vicino a Sacile c'è un camion che non lo vogliono scaricare appunto per questo paura del contagio. Quindi adesso bisogna che ovviamente le autorità siano chiare e che i messaggi che vanno all'impresa siano dei messaggi di indicazione di come muoversi, di cosa fare e cosa non fare. Episodi di allarmismo come quello del container cinese nella vicina Sacile, ma anche tante richieste di informazioni, sono molte le aziende che chiamano in Camera di Commercio per capire come muoversi nei giorni dell'emergenza planetaria. Del resto le imprese trevigiane con sedi all'estero sono tante. Treviso ne ha circa 140, per esattezza 138. Adesso non ho i dati relativi alla Cina di quante siano, li avremo nei prossimi giorni perché stiamo appunto facendo tutte le verifiche per capire quante imprese possono essere interessate, qual è l'indotto e che professionalità ci sono italiane in questi paesi.
Nel frattempo le aziende di marca corrono ai ripari come possono. Electrolux in una lettera ai suoi manager vieta le trasferte in Cina fino al 9 febbraio e questo in via cautelativa. E che tra Oriente e Treviso gli scambi continuino lo dimostra il caso dell'imprenditrice italiana ricoverata al Cafoncello in rientro dalla Cina con febbre. L'ULSS, fatte tutte le analisi del caso, esclude categoricamente l'infezione da coronavirus. L'invito dell'ente camerale è comunque quello di non farsi travolgere. Non bisogna assolutamente perdere la testa, ma insomma stare ai fatti, ecco. E verranno eseguiti oggi all'ospedale Cafoncello di Treviso gli ulteriori riscontri diagnostici per accertare le cause della morte di Emma Vitulli, la bimba di 10 anni di Silea deceduta martedì a causa con ogni probabilità di un'encefalite, rarissima complicanza dell'influenza. Si attendono quindi le ulteriori conferme al quadro clinico ricostruito dai medici del Cafoncello che hanno fatto il possibile per cercare di salvare la bambina. Una tragedia che ha profondamente colpito il personale sanitario dell'ospedale e tutta la comunità di Silea dove vive la famiglia della piccola Emma. Solo dopo l'autopsia verrà dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali. La cronaca da Padova ha chiesto l'ergastolo per il 36enne indiano che un anno fa assassinò un connazionale all'interno del suo appartamento all'Arcella. Lo scorso febbraio aveva ucciso un connazionale che stava ospitando per qualche giorno, l'aveva accoltellato a morte e poi aveva dato fuoco al suo corpo. Infine, dopo aver ferito anche il vicino di casa pakistano, aveva cercato di far ricadere su di lui la colpa dell'omicidio. Una domenica di follia nel residence del Degrado in via Altichieri da Zevio all'Arcella e ora il responsabile Sanjay Budhwar, indiano di 36 anni, potrebbe essere condannato alla massima pena. Il pubblico ministero nelle scorse ore ha chiesto l'ergastolo e la famiglia della vittima 50.000 euro di risarcimento. La difesa di Budhwar però ha chiesto la soluzione per vizio totale di mente, perché questo direbbe la perizia di parte sull'imputato. In tribunale è stato ricostruito l'omicidio scatenato da una violenta lite tra i due connazionali per motivi politici. L'aggressore ha preso un coltello da cucina infierendo sulla vittima che dormiva e non avrebbe avuto il tempo per difendersi. Irregolare la gara per aggiudicarsi la concessione demaniale. La Guardia di Finanza ha sequestrato un tratto della spiaggia di Bibbione. 2 funzionari del comune risultano indagati. Ci aggiorna al telefono in diretta da Bibbione Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Bibbione. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato preventivamente un tratto di arenile di oltre 25.800 metri quadri lungo il litorale per occupazione abusiva di area demaniale marittima utilizzata in realtà per finalità turistico-ricreative. 2 funzionari comunali sono indagati per abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Tutto è partito perché sono state rilevate delle irregolarità in un primo bando di gara che prevedeva l'obbligo per il vincitore di versare al concessionario uscente un indennizzo di 11 milioni di euro. Questa clausola, tra l'altro apposta senza che il comune avesse verificato la congruità del valore di stima, era frutto di un accordo tra il rappresentante della società uscente interessato a mantenere la titolarità della concessione e il funzionario comunale preposto, quindi in qualche modo finalizzato a scoraggiare la partecipazione di eventuali concorrenti alla gara. A seguito però dell'annullamento del bando di gara da parte del TAR di Venezia per effetto del ricorso proprio di un concorrente, il comune di San Michele al Tagliamento adeguava il bando di gara a quanto stabilito dal giudice amministrativo, reintroducendo però in un'altra formula la stessa clausola di prima, quindi il problema si riproponeva. Quindi a questo punto anche il secondo bando di gara è stato impugnato sempre dallo stesso concorrente e il funzionario responsabile del comune ha dunque rilasciato in accordo col concessionario uscente un provvedimento per estendere automaticamente la durata della concessione fino al 2033, sfruttando dunque in maniera indebita le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 che invece consente l'automatica proroga di 15 anni delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2009, quindi proprio per questo il tratto è stato sequestrato preventivamente e i 2 funzionari comunali indagati. Da Bibbione è tutto, restituisco la linea allo studio. E torniamo a parlare dell'autonomia del Veneto ora perché ieri a Roma c'è stata l'audizione del presidente Zaia alla Commissione per le questioni regionali.
Io non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono, nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. Non usa mezzi termini il governatore Zaia e continua a ribadire che la bozza di intesa c'è ed il Veneto, per storia, parametri e virtuosità, deve candidarsi a gestire in maniera solida l'autonomia nelle 23 materie richieste. Audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Ad ora la situazione è di stallo, lo ribadisce l'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Penso che i lavori per casa la Regione Veneto li abbia fatti compiutamente e che se fosse per la Regione Veneto, per l'impianto che è stato dato alla proposta, che era la proposta che avevo elaborato anch'io all'interno del Ministero degli Affari Regionali al tempo, si potrebbe benissimo fare, basta che ci sia la volontà politica. Rispondendo ai parlamentari, Zaia incalza, sottolineando come ora il Veneto si aspetti che la partita dell'autonomia riprenda, consapevole, ribadisce, che al Parlamento spetti il compito di approvarla. Non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto, e ci siano regioni in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma. La cronaca ci porta ora nel Vicentino, sono ancora senza esito le ricerche del 42enne disperso sul Monte Pasubio. 6 giorni senza notizie, senza tracce. Daniele Mezzari è sparito e di lui non si sa più nulla da sabato scorso, quando ha lasciato la sua macchina al rifugio Balasso per fare una camminata sul Pasubio. Prima l'elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di Bolzano, poi quello dei Vigili del Fuoco di Trento hanno sorvolato la zona, ma anche a piedi sono stati perlustrati gli itinerari possibili, mentre le unità cinofile hanno rastrellato i boschi e altri soccorritori hanno operato con un drone. Purtroppo ad oggi ancora nessuna novità. Daniele Mezzari, 42enne di Montecchio Maggiore, è scomparso nel nulla. Allarme bomba ieri nel tardo pomeriggio a Padova per uno zainetto abbandonato in centro storico. La zona è stata evacuata, tutto si è risolto nel giro di un paio d'ore. La mobilitazione intorno alle 16 di giovedì, quando nella zona di Galleria Zelino, in pieno centro storico, è stato notato uno zainetto abbandonato. Sul posto sono intervenuti militari del nucleo artificieri e antisabotaggio dei Carabinieri di Padova, che hanno chiuso tutta l'area di via Stefano Breda e via Santa Lucia con l'aiuto degli agenti della Polizia Municipale. A quel punto è scattata l'operazione di brillamento, come previsto dal protocollo, per un potenziale allarme esplosivo. Dopo circa 2 ore, in totale sicurezza, lo zainetto è stato fatto esplodere e tutto è tornato alla normalità. Lite furibonda in falegnameria, operaio aggredisce e ferisce 2 colleghi. È accaduto ieri pomeriggio a Farra di Soligo, nel Trevigiano. Attimi di paura in una falegnameria di Farra di Soligo, dove un operaio marocchino, in seguito ad un litigio con un collega, ha reagito in maniera violenta e folle, colpendo con un pesante arnese da lavoro il collega ed uno dei titolari e spaccando i finestrini di 2 auto parcheggiati in azienda. L'operaio era stato assunto pochi giorni fa attraverso un'agenzia interinale. Il diverbio, per futili motivi, con il collega ieri pomeriggio. Per separare i 2 sono intervenuti altri lavoratori e i 2 titolari. Quando la questione sembrava ormai risolta, il marocchino ha afferrato l'arnese colpendo alla testa il titolare ed il collega e sfogando poi la sua rabbia contro un furgoncino della ditta e l'auto di un rappresentante parcheggiata nel piazzale. È stato il panico. Poco dopo, chiamati dai dipendenti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i 2 feriti. Intervenuti per sedare gli animi anche i carabinieri, il marocchino è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale.
A Mestre ora, dove la carrozzeria di Via Giustizia è stata presa di mira dai ladri un'altra volta. Lo sfogo del titolare ai nostri microfoni. Sentiamo. 14 furti in 6 anni, è accaduto un'altra volta questa notte qui all'autocarrozzeria Moderna in Via Giustizia a Mestre. È successo poco dopo mezzanotte. Rotte 2 vetrate, scassinati distributori automatici, pneumatici lanciati tra i rovi. Il titolare, sul posto da quasi 40 anni, è disperato e molto arrabbiato. Ormai sono i danni stimati che guardavo stamattina, ormai siamo passati i 400.000 euro, non è possibile che noi lavoriamo per pagare i danni fatti da altra gente, perché in Via Giustizia, proprio in Via Giustizia bisogna dirlo, non c'è sicurezza, perché qui non c'è sicurezza né, come si può dire, per la gente che vive qua, ma neanche sicurezza se succede qualcosa, perché non abbiamo niente, siamo stati dimenticati dal mondo. In 6 anni, evidenzia Favaretto, non è stato fatto nulla nonostante le segnalazioni e le numerose manifestazioni cittadine per sollevare il problema. Si tratta infatti della stessa via in cui si trova quella che fu denominata la Casa degli Orrori. Io non riesco a dormire la notte, la mia famiglia non dorme la notte e io non posso lavorare per pagare i danni, non riuscire a vivere. Penso che anch'io ho bisogno di vivere come qualsiasi persona normale. E dopo c'è un'altra cosa da dire. Se noi molliamo tutto, qui ci sono 20 famiglie che vivono e 20 famiglie che mangiano sull'autocarrozzeria Moderna perché lavorano qua e vive tutta la sua famiglia. Penso che sia una cosa che ha una certa dignità. Anche le istituzioni, dice, non muovono un dito. Ha scritto al sindaco Brugnario e al prefetto Zappalorto, ma nulla. Dimenticato da tutti, perché da stamattina non mi ha chiamato nessuno. La polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che mi hanno mandato una mail non mi ha chiamato nessuno. Io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità, mi vergogno di essere italiano. Qua per risolvere ci vuole l'esercito in strada, non c'è niente da fare, bisogna fare vigilanza su questa via. Questa via, da quando è stato chiuso il sottopasso che è solo pedonale, la gente viene qua, c'è una casa abbandonata, l'ex Falegnameria, che vanno a dormire là, perché anche ieri sera alle 5 è intervenuta la polizia, che saranno state una ventina di persone, li ha riconosciuti tutti, però dopo alla fine dormono là, alla mattina escono, ma questi qua non si sa cosa fanno. Io adesso non voglio incolpare nessuno, però voglio che qualcuno si metta nei miei panni. 14 furti, io e mio figlio che non sappiamo più cosa fare. Bisogna aumentare l'illuminazione, mettere le telecamere, fare tutte queste cose. Penso che le tasse le paga anche Via Giustizia, o Via Giustizia deve morire, perché se deve morire ce lo devono dire, non paghiamo più le tasse. E c'è un aggiornamento relativamente agli spostamenti della coppia cinese che si trova ora ricoverata in isolamento all'ospedale Spallanzani di Roma per l'infezione da coronavirus. Ebbene, la comitiva cinese, di cui appunto faceva parte anche la coppia di coniugi ricoverata, è arrivato a Milano, avrebbe fatto tappa a Parma ma anche a Verona, quindi ora nella città scaligera si sta cercando di ricostruire l'itinerario seguito dalla comitiva e se e dove eventualmente questa comitiva di cinesi, in particolare la coppia, avesse soggiornato. La comitiva poi era andata in costiera Amalfitana dopo Roma e avrebbe dovuto poi soggiornare a Cassino, ma come noto ormai il bus sul quale viaggiavano è stato prelevato al casello e portato nella capitale, dove appunto sono in corso tutti i controlli del caso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora della mozione per mantenere i crocifissi nelle scuole e dire no alle persecuzioni nei confronti dei cristiani. È questo il documento destinato sicuramente a far discutere, che presto arriverà nei consigli comunali della provincia di Treviso. Per vigilare affinché in tutte le scuole del comune venga affisso il crocifisso o dove c'è, insomma, che non venga tolto, e dove manchi che venga messo.
È questo uno dei punti salienti della mozione che presto arriverà in Consiglio Comunale a Treviso, dove, c'è da crederci, non mancherà di far discutere. Può essere che farà discutere, ma insomma viviamo in un paese a tradizione cristiana, tradizione cattolica, un crocifisso non ha mai fatto male. Contemporaneamente a Treviso la mozione pro crocefisso arriverà in ogni angolo della Marca. Siamo pronti ad aprire a questa mozione a tutti gli amministratori nella Marca trevigiana di Fratelli d'Italia e anche altri amministratori appunto che vedono bene questa iniziativa. Il tema è sensibile, però è anche giusto trattarlo, non è che le cose sensibili non vanno trattate. Testimonial dell'iniziativa l'assessore regionale Elena Donazzan e Magdi Cristiano Allam, convinto che il crocefisso sia un simbolo per l'Europa intera. Negare queste radici crea un vuoto e laddove c'è un vuoto, questo vuoto prima o dopo viene colmato. Dobbiamo essere forti dentro, certi di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, identità, valori, regole e leggi. 98 anni, reduce di Dachau, Enrico Vanzini, padovano d'adozione, ha ricordato in questi giorni la sua prigionia che ha taciuto per 60 anni. Sentiamo. Io ho lasciato tutta la mia gioventù e ho lasciato metà della mia vita là, perché pesavo 86 kg quando mi hanno preso in Grecia e sono arrivata a casa ne pesavo 29,300. Enrico Vanzini, classe 1922, artigliere in Grecia, internato dopo l'8 settembre in Germania, condannato a morte, pena poi commutata nella prigionia nel lager di Dachau. Ci ha messo 60 anni a rompere il silenzio. Originario di Varese, dal campo di concentramento tornò devastato, l'ospedale più vicino era a 25 chilometri. Mio padre, pensate, con un cavallino e un biroccio a 2 ruote mi portava, mi chiamava al mattino alle 4 e mi diceva: forse Enrico bisogna andare perché che sei venuto a casa, non voglio che rimani, no, adesso che ti porto al cimitero, voglio che resti con me. Di quello che aveva patito non parlava. Io non gli ho mai raccontato quello che veramente ho passato, perché c'avevo anche la mia mamma che non era tanto in condizioni di salute. Lavoro l'ha trovato in Veneto, a Trebaseleghe, in una cantina, e qui è venuto a vivere a Santa Croce Bigolina, poco lontano da Cittadella. Il padrone mi ha detto: bevi vino? No, per carità, sono astemio. Allora domani vieni qua che sei già assunto. I sacrifici per la moglie e i figli, ho fatto tutto per loro, dice. Il comune di Padova e quello trevigiano di Vedelago lo hanno voluto cittadino onorario, a sostenerlo nel lager la profonda fede. Ho schivato 2 o 3 volte la fucilazione, no, e quindi io dico la verità, no, io ringrazio molto chi mi ha dato la possibilità di tornare a casa, che è all'alto. Un anno di ricerca per un giovane professionista impegnato nei laboratori della Città della Speranza di Padova, il risultato dei fondi raccolti grazie a 2 concerti di Natale di Red Canziano ospitati a Venezia e a Treviso dal Teatro Stabile del Veneto. Fiaccole alzate a teatro sulle note di Stare senza di te, in nome di un progetto più grande, la salute dei bambini. Consegnati idealmente alla Città della Speranza di Padova, il frutto dei 2 concerti di Natale voluti da Red Canzian, un regalo in carne e ossa, un anno di lavoro di questo giovane ricercatore, Mattia Saggioro. Noi persone privilegiate e fortunate perché la vita ci ha sorriso, che abbiamo dei figli sani, far qualcosa e poter aiutare, ahimè, genitori che non hanno avuto la stessa fortuna, credo sia, questi sono i veri regali di Natale, senza nessun eroismo, cioè è una cosa che chiunque abbia avuto una vita buona dovrebbe fare, io credo. Concerti di famiglia li ha chiamati Canzian, che in questo lavoro ha avuto a fianco la moglie Bea e i figli Phil e Chiara. Un sogno diventato realtà nel volto sorridente di Mattia, che ci racconta come userà quest'anno nel suo laboratorio. Mi occupo di un tumore pediatrico che si chiama rabdomyosarcoma e affligge praticamente bambini in fascia pediatrica, appunto, e purtroppo i tassi di sopravvivenza per questo tipo di tumore nei casi più difficili sono molto bassi, a testa
restano intorno al 10%. A ospitare i due concerti il Teatro Goldoni di Venezia e il del Monaco di Treviso, ma le date a dicembre 2020 saranno 3, promette Red Canzian, con l'aggiunta del Teatro Verdi di Padova. Faremo il concerto anche al Verdi, ma poi è nato un amore con il Teatro Stabile del Veneto, stiamo producendo un'opera rock che ho scritto, che vedrà la luce nel 2021. L'anno prossimo vedremo 2 ricercatori seduti che ringrazieranno tutti quelli che hanno partecipato a questi concerti e che lavoreranno in nome di Red Canzian, che insomma è lui che adesso li sta contribuendo per sostenere, ma soprattutto per far guarire sempre più bambini. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo l'appuntamento serale con il nostro approfondimento quotidiano. Questa sera si parlerà a 20:10 del virus mafia. In studio l'onorevole Nicola Morra, 5 Stelle, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e il senatore Giovanni Endrizzi. Ed è tutto dunque, grazie per l'attenzione, il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Il mese di gennaio ci saluta con un tempo generalmente stabile e con un clima insolitamente mite per il periodo. Il dettaglio dunque della giornata di venerdì. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Nelle ore più fredde della giornata, dunque in mattinata e in serata, sarà possibile qualche foschia sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia, Giulia, bel tempo con più sole al mattino, cielo via via più nuvoloso invece a partire dal pomeriggio, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige con sole prevalente, vedete, su tutti i settori. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.